Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Cari amici ascoltatori, siamo felicissimi di essere qua con il team del programma per una nuova edizione della MIG 2025, cioè la Mostra Internazionale del Gelato a Longarone Fiere. Siamo qui per raccontarvi un po' di questa nuova edizione e anche farvi vedere un po' di gelato. Venite con noi! Venite con me che vi porto all'interno di Longarone Fiere, perché sì, anche quest'anno Longarone in provincia di Belluno ha ospitato la MIG, Mostra Internazionale del Gelato, la storica fiera dedicata all'arte gelatiera che dal 1959 rappresenta un punto di riferimento assoluto per il settore. Siamo arrivati ormai alla edizione numero 65, un traguardo che racconta la forza, la continuità e la passione di un territorio che da sempre dialoga con il mondo attraverso il gelato artigianale. La MIG Experience 2025, una nuova evoluzione della storica mostra, è stato ripensato come format per mettere al centro formazione, incontri professionali e nuove tendenze del gelato artigianale, affiancando a queste attività le degustazioni e i grandi concorsi internazionali. L'evento è organizzato da Longarone Fiere Dolomiti in collaborazione con le principali associazioni dei gelatieri come la Unitais e ogni anno richiama migliaia di visitatori e operatori professionali provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, compresa logicamente l'Argentina. Come vedete dalle immagini di Facebook e YouTube dove ci potete trovare nella versione video di questa puntata, cari amici ascoltatori, la MIG non è solo una fiera, è un luogo di incontro, formazione e innovazione dove i gelatieri trovano nuove idee, macchinari, ingredienti, tendenze e soprattutto la forza della comunità internazionale del gelato. Il programma di questa edizione ha proposto momenti chiave come il concorso gelato dell'anno, la Coppa d'Oro, workshop tecnici e masterclass e incontri sulla formazione e sulla tradizione gelatiera italiana. All'interno dei padiglioni della fiera abbiamo trovato diverse aree tematiche: il gelato del benessere, il gelato vegan, le iniziative di Confartigianato e Alimentazione Nazionale e il museo pop-up legato al progetto europeo Gelato on the Road, la strada europea del gelato. Presente anche lo stand della Regione Veneto, che ci ha deliziato con alcuni dei suoi gusti più premiati negli anni, compreso un gelato speciale pensato apposta per i cani, opera del maestro gelatieri sovramontino Marco Reato, e questa volta è stato al gusto della banana. Si chiama Coppetta, la coppetta, un'idea originale e molto applaudita dal pubblico. Poi, con la conduzione della giornalista Alessia Dalo, hanno avuto un ruolo da protagonisti anche i ragazzi del ENAIP Veneto, che ci hanno conquistato con il gusto Olimpia, dedicato logicamente alle Olimpiadi. Mi hanno invitato a raccontare un po' cosa pensavo di questo gusto. Grazie per lo spazio, ragazzi. Ascoltiamolo insieme. Penso al cognome Bortolot con la gelateria Il Piave, penso anche a Gabriel Famà con Cadore, Maximiliano Maccarrone che da qualche parte qua e anche con la Favia, quindi per me è un piacere essere qua, sto per assaggiare questa bontà e complimenti anche ai ragazzi che stanno facendo tutto in modo stupendo. Veramente per me da anni che su Ernestina dalla fine del mondo racconto un po' questa eccellenza a modo mio, è veramente un orgoglio perché chi non ama il gelato, chi non conosce anche queste montagne, grazie anche al gelato, quindi complimenti, spero ci siano tante altre MIG per poter continuare un po' a diffondere questa eccellenza dolomitica che noi raccontiamo, quindi contenta, grazie per lo spazio. No, dai, non vedo l'ora. Pensi di aver finito e di poter mangiare tranquillamente, ma io ora voglio che vai all'assaggio di questo gelato artigianale che si chiama Olimpia, chiaramente parla delle nostre Olimpiadi, frutta secca e sesamo croccante servito con salsa tartatenne e focaccina veneta, quindi una focaccina veneta. E com'è questo assaggio? Buonissimo, la fine del mondo. La fine del mondo, grazie ad Ernestina. Poi ho incontrato le autorità dello stand di Confartigianato, dove si vedevano tanti volti giovani ed entusiasti. Ascoltiamo il perché. Cari amici ascoltatori, siamo ancora tra i corridoi della Mostra Internazionale del Gelato, edizione numero 2025, non è l'edizione, è l'anno, ma siamo qui in uno stand molto speciale che ha avuto anche le nuove generazioni. Ma partiamo da questi maestri gelatieri, questi esperti del settore. Siamo con Cristiano Caggion, presidente nazionale di Confartigianato Alimentazione. Ecco, è Giorgio Venudo, delegato nazionale dei gelatieri. Ecco, stupendo. Ho visto che c'erano un sacco di ragazzi giovani, ci potete un po' raccontare cosa è stato questo progetto?
Sì, noi puntiamo molto su quello che è il futuro, sulla formazione, e qui grazie al coinvolgimento delle scuole che vengono sia dal Friuli che dal Veneto abbiamo fatto delle giornate formative. Oggi c'erano 50 ragazzi provenienti dal Friuli e hanno ascoltato questi docenti, questi maestri, gli hanno spiegato le nozioni tecniche, c'è stato un coinvolgimento anche pratico da parte loro, e questo per noi è un elemento di vanto e anche molto importante e continueremo a portare avanti. Ecco, penso a Longarone e anche all'amico come non solo culla del gelato ma anche della formazione, di fare un po' quel passaggio generazionale, no? Fare quella formazione. A te Giorgio ti ho visto attivo dietro i banconi, com'è stata la tua esperienza oggi qua? Ma guarda, un'esperienza penso fantastica, perché lavorare con i ragazzi e i loro docenti è la cosa che proprio ti riempie il cuore. Quindi è proprio il nostro indirizzo sindacale e politico di Confartigianato, come stava dicendo il presidente Cristiano Gaggion, di portare questi ragazzi proprio all'occorrenza con i maestri gelatieri di Confartigianato, bensì ad imparare eventualmente il mestiere artigiano, ma bensì anche certe volte noi di capire, eventualmente studiare anche questi ragazzi che ci danno anche input nuovi. Quindi lavorare assieme e portare avanti la cultura del gelato, la voglia del fare e del creare, che è artigianato specialmente, e quindi prodotto di qualità come tutte le cose che noi usiamo, tra latte busca, tutti i prodotti, i macchinari di innovazione e tutto il resto. Cosa possiamo dire? Grazie a tutti e grazie eventualmente proprio per il motivazione che noi siamo qua, e grazie alla MIG, insomma, darci la possibilità a Confartigianato di essere e fare questa grande missione che è di Confartigianato, Associazione Nazionale, per poter dare proprio questa formazione ai ragazzi. Ecco, ma anche da insegnante in lingue che sono io, mi sento un po' contenta di vedere questi volti pieni di entusiasmo. Pensando anche all'entusiasmo dei nostri ascoltatori, vi chiedo un breve saluto per i nostri bellunesi veneti all'estero che ci stanno sentendo. Cristiano, iniziamo da te. Un saluto è doveroso ai molti connazionali e anche veneti che sono sparsi in tutto il mondo e che portano alto il valore del Veneto, perché abbiamo molti valori da insegnare, e all'interno delle varie nazioni nel mondo siamo veramente dei portabandiera in questo. Ecco, lo siete, complimenti. E qua? Condivido quello che ha detto il presidente Cristiano Gaggion. Io sono 4 generazioni di gelatieri, siamo partiti coi carrettini proprio da mio nonno a mio papà, a me e a mio figlio, quindi capisco eventualmente proprio in queste montagne che sono partite che c'erano delle criticità proprio di lavoro, quindi sono prima partiti a livello austriaco, dopo sono andati in Germania, quindi un gran saluto a tutti voi, perché state portando il Made in Italy proprio dell'artigianato nel mondo. Buon lavoro e viva l'artigianato e viva l'Italia. Grazie ragazzi. Una delle innovazioni e sorprese di quest'anno è stato il gelato salutistico, ma lo racconteranno i suoi ideatori e creatori. Carissimi amici ascoltatori, non voglio darvi un po' di invidia, ma un buon gelato artigianale che non è solo gelato, gusto, passione dolomitica, ma anche un elemento salutare. Sì, so che a volte uno può pensare che non tanto, ma sono qua con 2 esperti. Abbiamo un maestro gelatiere e una dottoressa che hanno partecipato a questo progetto di creare un gelato salutare. Ma iniziamo per presentarli. Vi chiedo a voi, potete presentarvi per i nostri ascoltatori di Ernestina dalla fine del mondo che ci seguono in tutto il mondo su Radio ABM. Iniziamo da lei. Dottoressa, per favore. Volentieri Ernestina, io sono Francesca Gorini e sono una giornalista del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è il più grande ente di ricerca italiano, ma sono anche membro di questo gruppo di lavoro innovativo sulla neurogastronomia e il neurofood. Wow, complimenti, inizieremo un po' a parlare di quello. È qua maestro gelatiere che regala sorrisi col gelato. Chi è lei? Buonasera, sono Filippo Bano, sono un gelatiere, sono presidente nazionale del Comitato per la diffusione del gelato artigianale di qualità, nonché presidente anche dei gelatieri artigiani del Triveneto. Abbiamo instaurato questa collaborazione col Consiglio Nazionale delle Ricerche perché crediamo che il gelato è un alimento che dà piacere, ma deve dare anche dei benefici sotto l'aspetto salutistico, per cui in collaborazione con loro abbiamo creato questo gelato salutistico. Gelato salutistico vuol dire che ci sono degli ingredienti che, oltre ovviamente ad essere dei nutrienti, danno anche dei benefici sotto l'aspetto salutare. Ecco che mi sembra un po' la combinazione perfetta, gelato che è un sogno, un gusto con la salute. È un po' come è stato sviluppare questo gelato, quali sono forse le caratteristiche che si sono prese in considerazione? Ci racconta lei? Le caratteristiche, alla base di tutto c'è un progetto molto ambizioso, cioè quello di creare degli alimenti che facciano bene non soltanto dal punto di vista della nutraceutica. Sappiamo per esempio che il cioccolato contiene flavonoidi, che le mandorle fanno bene, ma qui ci spingiamo addirittura oltre, vale a dire
abbiamo selezionato delle molecole che vanno ad arricchire, delle molecole naturali, dei composti bioattivi naturali che vanno ad arricchire i gusti di gelato e che possono avere proprio delle proprietà di prevenzione sulle malattie, per esempio sulle malattie neurodegenerative, sulla plasticità neuronale, sul funzionamento del sistema cognitivo, sul rallentamento della progressione di malattie neurodegenerative. Quindi un gelato che davvero rappresenta una frontiera in questo mondo. Ci tengo a dire che è il terzo anno che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è presente alla MIG, alla Mostra Internazionale del Gelato, ma questo è il primo anno in cui presentiamo 15 gusti di gelato nuovi e del benessere. Wow, veramente complimenti, perché ora il gelato non è solo una medicina per l'anima quando uno ha giù, ma anche una medicina davvero che può aiutare, no? E per voi che già sapevate, conoscevate le proprietà che ha il gelato, come è stato crearlo? Avete dovuto cambiare qualcosa? Come è stato quel progetto? Beh, diciamo che noi conoscevamo le proprietà nutrizionali del gelato, ma non conoscevamo le proprietà salutistiche del gelato, di alcuni ingredienti del gelato. Faccio un esempio abbastanza banale: noi gelatieri eravamo abituati ad utilizzare solo la spremuta di arancio, ma i ricercatori ci hanno spiegato che va utilizzato tutto l'arancio, compreso la buccia e i semi, perché contengono degli elementi che sono fondamentali per prevenire determinate malattie, che può essere, diciamo così, antiossidante, e per cui bene o male ci hanno aperto un mondo nuovo. Quindi dopo un gelato resto più felice, ma anche forse più giovane, più salutare. Quindi ragazzi, questo da premio Nobel, veramente complimenti. E parlando di gusti, dottoressa, un gusto favorito forse ce l'ha, mi dica lei. Allora, devo dire che grazie all'esperienza di Filippo Bano sono veramente tutti molto molto buoni. Io sono una fan della mandorla, quindi forse la mandorla attivata è quello che ha incontrato di più il mio gusto, ma devo dire che ci sono anche delle sperimentazioni interessanti come curcuma, zenzero, infuso di carcadè. Insomma, il palato viene stimolato da più punti di vista ed è proprio questo quello a cui punta questo progetto. Prendere un'esperienza sensoriale importante, complessa come quella di degustare il gelato e farla diventare anche un'esperienza di benessere dell'organismo. Ecco, ma stupendo, anche una spiegazione del perché dobbiamo spingere questo progetto a continuare. E lei, maestro gelatiere, qualche gusto che sia giusto quello? Beh, diciamo che la mandorla mi ha stupito parecchio, perché la lavorazione non la conoscevo. Noi gelatieri abbiamo sempre utilizzato la mandorla integralmente, mentre invece mi hanno spiegato che questo tipo di mandorla siciliana viene, diciamo così, tolto quello che non sono gli elementi indispensabili, viene fermentata ed è praticamente un prodotto completamente diverso, cosa che noi non conoscevamo, e grazie a loro, i ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci hanno aperto un nuovo mondo, e vediamo che anche i consumatori, specialmente nel Veneto, sono molto attenti a questo aspetto salutistico, e effettivamente abbiamo avuto un grande successo nelle nostre gelaterie che abbiamo proposto. Quindi un abbinamento perfetto. Grazie mille per essere qua, ragazzi, veramente complimenti. Ora andiamo ad assaggiare e vi faremo vedere a voi, cari amici, ma prima vi chiedo un saluto. Riprendo il gelato che è ancora qua, andremo a assaggiare un po' di più solo per sacrificio, per farvi vedere, per lavoro, niente personale. Dottoressa, un saluto per i nostri bellunesi in Argentina, in Sud America, che ci stanno ascoltando? Certamente ci fa molto piacere raggiungere degli angoli così lontani e ritrovare questa nostra italianità che è anche nel gelato e anche nel gelato del benessere. Ecco, speriamo portarlo in Argentina. Che ne pensa? Facciamo un viaggio, Filippo? Sí, un saludo a todos los argentinos que son en el mundo, un buen gelato a todos. Muy bene, stupendo, grazie mille. Andiamo a assaggiare un gelato. Torniamo subito. Vi ho detto che pure la fine del mondo è stata presente. Abbiamo incontrato una figura nota nel mondo del gelato argentino, ma anche su questo programma. Eccolo. Cari amici ascoltatori, siamo qua con un volto a voi già noto in questa trasmissione, Ernestina dalla fine del mondo. Siamo con Maximiliano Maccarone, presidente a Fadia, se non sbaglio, un gelatiere artigianale italiano in Argentina che ora si trova qua alla Mostra Internazionale del Gelato per una nuova edizione. Maxi, se ti posso dire, come vedi questa mostra quest'anno? Ti è piaciuta? Quest'anno è troppo interessante. Vedo tantissimo contenuto di corso, di charla del gelato che vanno bene per i gelatieri che vogliono attualizzarsi e stare con tutta la novità del gelato artigianale. Ecco, bene, sono d'accordo, veramente una mostra interessante. Hai qualche gusto di gelato preferito di questa edizione? Uno che ti piaccia?
Ho stato fra qualche minuto fa nella giuria del Gelato on the Road, che è un progetto dei gelatieri di tutta l'Europa, 12 gelatieri dell'Europa, e mi è piaciuto tantissimo. Bueno, ha vinto per quello il gelato di Turrón de Gijona. Molto buono, buonissimo. L'Italia ha fatto uno di un formaggio di qui caratteristico della zona di Cadore. Bene, bravo. C'è qualcuna cosa interessante di noce, tutto del territorio, rispettando sempre tutto il concetto di non buttare niente della materia prima, usare tutto, e questo il gelato credo che è un percorso che deve ricorrere così, guidare il nostro pianeta. Bene, bravissimo, e sì, anche la MIG sempre fa attenzione nella produzione di questo gelato buonissimo che vi faccio vedere, cari amici ascoltatori, che è anche molto buono, ma il fatto di poter prendersi cura dell'ambiente, come lo fate anche in Argentina. E parlando un po' dell'Argentina, abbiamo i nostri amici gelatieri che ci stanno ascoltando, tutta la gente di Afadia, ma anche pensiamo al Piave con Sandra Bortolotti, salutiamo Gabriel con Cadore. Ma vuoi tu inviare un messaggio un po' in italiano, un po' in spagnolo, te lo chiedo, dai. Sì, dai. Bueno, saluti a tutti i gelatieri argentini, che sono un po' argentino, un po' italiano, però adesso il gelato c'è una identità dell'Argentina forte, così ti pare se parliamo Dai, español un poco. En español. El helado argentino fue ganando terreno y tenemos una tradición italiana, pero en la actualidad un helado argentino de muchísima calidad, y que el mundo está mirando la Argentina, sobre todo lo que es toda América, por la calidad y digamos la cantidad de heladerías buenas que tenemos en Buenos Aires y en todo el país. Les recordamos que Afadia, la asociación nuestra, representa a los heladeros de todo el país. Cosa molto importante, cosa molto interessante, perché Argentina che è fatta di gelatieri italiani, non solo bellunesi qua della zona del Veneto, ma anche italiana in generale. Maxi, è un piacere vederti in questa nuova edizione, grazie mille e ci vediamo alla prossima, dai. Ernestina, grazie a te, grazie per tutto lo che fai per il gelato artigianale, di fare questo che è cultura. Per noi è importantissimo, grazie davvero. Dai, mi fai emozionare e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Uno stand visitato è stato quello di L'Archivio, che già vi abbiamo presentato nell'edizione 2024 della MIG e di questo programma. Ciò che vedete alle mie spalle è un mantecatore antico, ma più importantemente qua siamo nella parte della MIG dove c'è la mostra dedicata a questo archivio di Luca Caviezel e Carlo Pozzi, un evento che vi avevamo già in anteprima fatto vedere nell'edizione scorsa di Ernestina dalla fine del mondo, che ora abbiamo già come una mostra fissa alla MIG, Mostra Internazionale del Gelato. Ora vi faremo vedere un po' i panel, tutta questa raccolta così importante fatta dai maestri gelatieri Luca Caviezel e Carlo Pozzi, che hanno veramente scritto delle pagine della storia del gelato artigianale non solo a Belluno ma anche nel mondo. Dai, venite con noi per vederla un po' più da vicino. Questa importante mostra archivio dedicata a Luca Caviezel e Carlo Pozzi è stata già inaugurata nell'edizione precedente della MIG nel 2024, grazie principalmente al grande ufficiale Fausto Bortolò ed altri amici del mondo del gelato che hanno saputo onorare questa importante storia di queste due figure di spicco. Uno dei progetti del Gelato on the Road prevedeva un murales dipinto in diretta all'evento da un artista giovane. Vediamo cosa ci racconta. Cari amici ascoltatori, abbiamo alle spalle un'opera maestra che poi vi faccio vedere, ma sono qua con l'artista che ci racconterà un po' come è nata un po' l'ispirazione per questo murales. Ho detto bene? Murales. Bene, Esatto, Daniele, dai, presentati per i giusta. nostri ascoltatori. Allora, sono Daniele Vanzo, in arte Danza di Veleno, e vengo da Vicenza, ho studiato all'Accademia di Belle Arti, poi illustrazione a Urbino, e adesso sono tornato a vivere a Vicenza. Mi hanno contattato i ragazzi di Gelato on the Road per realizzare un live painting della durata di 2 giorni, quindi domenica e oggi lunedì, e lungo questi 2 giorni avrei dovuto realizzare un'opera che comprendesse e che facesse vedere i valori del progetto Gelato on the Road, e quindi questo lungo viaggio lungo l'Europa con varie tappe, e che portava in giro una fiera
dove al cui interno c'erano i gelatieri di questi paesi che portavano i loro prodotti tipici della gelateria. Quindi ho realizzato questo gelatiere, l'icona di un gelatiere classico, gelatiere baffuto, un po' chef, che guida la sua macchina in divisa chiaramente bianca con il cappello tipico, e all'interno della macchina, che devo ancora colorare, ci sono tutti i vari gusti di gelato che porta in giro per questo viaggio europeo. Per il mondo, anche vedo sì, l'Europa là, per il mondo. la manca, bello. Al momento per l'Europa, magari poi si sposterà. Ma speriamo possa arrivare anche in Argentina, da dove sai che ci ascolteranno in tanti. Abbiamo una lunga tradizione del gelato artigianale, anche bellunese, quindi da queste montagne fino alla fine del mondo. E parlando dei nostri ascoltatori, Daniele, puoi dedicare un saluto per i nostri ascoltatori che ci sentono là? Sì, allora un saluto agli ascoltatori di ABM. Molto bene, ai bellunesi, ai veneti in generale, dai. In giro per il mondo, sì. Ecco, grazie mille Daniele. Grazie a te, grazie a voi. Complimenti a tutti coloro che hanno fatto parte di questa mostra. Speriamo nelle prossime edizioni di poter, come Ernestina dalla fine del mondo, continuare a donare il nostro umile contributo per farla arrivare a più persone nel mondo. Il gelato bellunese merita di essere celebrato là. E se parliamo di gelato artigianale e di fama internazionale, un evento importante che si affianca a questa 3 giorni dedicata al mondo del gelato a Longarone è la cena annuale della famiglia bellunese di Reno Westfalia. Si tratta di un appuntamento che raduna centinaia di persone provenienti da tutte le parti del mondo, dove soci e amici si incontrano per condividere un momento speciale di fraternità. Presenti come autorità abbiamo Riccardo Simonetti, presidente della famiglia e consigliere ABM, nonché noto gelatiere bellunese in Germania, accompagnato dalla instancabile moglie Nadia Sagui. Hanno partecipato inoltre le autorità del comune di Belluno con i consiglieri Gallon e Dalpont, anche il prefetto Antonello Rocoberton con la moglie Antonella, il questore di Belluno dottor Roberto della Roca, l'ex ministro Federico D'Inca e il nostro presidente ABM l'architetto Oscar De Bona. Sempre presenti per offrire un prezioso supporto e onorare la serata, il grand ufficiale Fausto Bortolot, maestro gelatiere famoso, insieme alla preziosa moglie Rita. Poi Dario e Ana Olivier, ex presidenti Unitais, e l'attuale presidente Stefano e Luciana Bortolot. Abbiamo trascorso una serata calorosa e profondamente internazionale, ma anche emozionante. Ci sono stati anche i dovuti ricordi a figure di spicco per la famiglia bellunese di Reno Westfalia e per il mondo del gelato, che non ci accompagnano più, ma il cui ricordo e opera continuano ancora oggi. Complimenti a tutti per il grande lavoro che continuate a portare avanti. Cari amici ascoltatori, oggi la nostra puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuta tanto come a noi e ci rivedremo, Dio permettendo, alla prossima edizione della MIC. Intanto io vi saluto da qui. Ricordate che se volete rivedere questa e tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram con il mio nome, Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto là e vi saluto da qui, da Longarone Fiere. Alla prossima e ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.